È mancato ancora una volta il numero legale nella seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocato a carattere d'urgenza dalla Presidente Miriam Mignemi per le ore 18 di ieri sera. Diversi consiglieri comunali hanno anche contestato la stessa urgenza, astenendosi dal voto che ne doveva accertare la sussistenza, come richiesto dal sindaco Antonio Palumbo, in quanto, a loro dire, non tutti i punti inseriti all'ordine del giorno erano di imminente scadenza. All'ordine del giorno figuravano i punti relativi alle variazioni di bilancio per i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, punti che non erano stati trattati nella precedente seduta per mancanza di numero legale, in quanto, come si ricorderà, alcuni consiglieri non si sono presentati in aula ed altri presenti all'appello sono usciti subito dopo per le più volte evidenziate contrapposizioni tra alcuni gruppi di opposizione e il sindaco Antonio Palumbo. Stessa cosa è successo ieri sera. All'appello chiamato dalla Presidente Mignemi hanno risposto presente 18 consiglieri, ma di questi solo in 10 hanno detto sì al carattere d'urgenza, mentre gli altri si sono astenuti. Validata la seduta, si è proseguito con la trattazione del primo punto, ovvero il riconoscimento di un debito fuori bilancio su cui ha relazionato il dirigente del settore Gerlando Alba. Ma al momento del voto è venuto meno il numero legale, in quanto, come prevedibile, alcuni consiglieri dell'opposizione hanno abbandonato l'Aula. Lentini, Maglio, Pitruzzella, Lombardo, Virone, Sanfratello, Cipolla e Montaperto. Sono 9 i presenti, per cui la seduta è stata rinviata ad un'ora. Solo in 4 i presenti al nuovo appello, per cui alla Presidente Miriam Mignemi non è rimasto altro che aggiornare la riunione a questa sera, quando per essere valida la seduta necessita solo di 10 presenti.